Forse non tutti sanno che avere una problematica cosiddetta gnatologica, che significa problemi non solo ai denti, ma disfunzioni ai muscoli masticatori o, peggio ancora, delle problematiche di danno all'articolazione della mandibola, comportano tutta una serie di sintomi correlati. I più frequenti sono rappresentati da cefalea, che spesso può avere anche una connotazione al risveglio, cioè mi sveglio che ho già il mal di testa. Una rigidità al collo, avere i cosiddetti cervicali, che spesso vengono indicati dal paziente come disturbo, ma in realtà di per sé non significano nulla, a meno che non derivino da un trauma diretto alla colonna cervicale, vedi colpo di frusta. Molto spesso sono invece la conseguenza di una disfunzione della masticazione, dei muscoli masticatori e dell'articolazione. Altri sintomi possono essere dolori o dolenzia alla colonna vertebrale a livello lombare, possiamo avere dei rumori a livello dell'articolazione come dei ronzii, quindi gli acufeni, possiamo avere dei dolori che riferiamo all'orecchio come otiti, ma in realtà non sono delle otiti, perché sono appunto derivanti da una compressione dell'apparato uditivo a carico dell'articolazione della mandibola che si è posteriorizzata, è andata verso l'indietro, o più banalmente al risveglio avvertire un senso di pesantezza alla muscolatura della mandibola, legata a un lavoro extra svolto durante la notte, chiaramente legato a una parafunzione che può essere digrignamento o serramento. La parafunzione più conosciuta è il bruxismo. Infatti il consiglio che io do è non sottovalutare mai questo sintomo, perché alla lunga è una delle problematiche più devastanti che possono colpire il sistema masticatorio. Concludendo, tutta questa serie di sintomi sono un po' il campanello d'allarme che noi dovremmo tenere in considerazione per poter intervenire tempestivamente sul sistema masticatorio, perché ricordatevi, prima riusciamo a intervenire e più semplice sarà la soluzione di questo problema.